Tecla era una giovane donna dal cuore colmo di fede. Proveniva da una terra lontana, dove il mare e il vento cantavano antiche melodie e la sua vita era destinata a cambiare il destino di molti. La chiamata arrivò quando meno se lo aspettava. Un giorno, mentre pregava nel silenzio del convento, sentì una voce nel suo cuore che le parlava di un viaggio. Non era un viaggio comune, era una missione sacra. Tecla, insieme a poche altre suore, avrebbe lasciato tutto ciò che conosceva per portare la luce della fede in una terra straniera. Il loro compito era quello di sostenere un uomo di nome Bonifacio, un instancabile missionario che lottava per diffondere il cristianesimo in Germania. Il viaggio fu lungo e difficile. Attraversarono fiumi, foreste e montagne, incontrando popoli che non avevano mai visto il volto della fede. Ma Tecla non ebbe mai paura. Ogni passo che faceva era guidato dall'amore per Dio e dalla compassione per quelle persone che avrebbero conosciuto la bellezza della nuova vita spirituale. Lei non era sola, c'era anche sua cugina Lioba, una donna altrettanto forte e devota. Insieme si facevano coraggio l'una con l'altra, pregando nel silenzio della notte, mentre la luna brillava alta nel cielo. Tecla giunse infine a un'abbazia su un fiume sereno, dove prese a cuore il compito che le fu affidato: guidare altre donne nella via della fede e della carità. Non era una guida rigida o severa, ma il suo cuore era pieno di dolcezza. Le sue consorelle la amavano profondamente, non solo per la sua saggezza, ma per la sua infinita capacità di ascoltare, di accogliere le debolezze degli altri senza giudicare. E non erano solo le suore a volerle bene. Anche la gente del villaggio si avvicinava a lei, perché sapevano che Tecla non avrebbe mai chiuso la porta del convento a chiunque cercasse aiuto o conforto. Ogni mattina il sole sorgeva dolcemente sul fiume e illuminava il volto sereno di Tecla, mentre pregava in silenzio, chiedendo a Dio di benedire il lavoro che lei e le sue consorelle facevano. Un giorno, però, ricevette una lettera da Bonifacio che le chiedeva preghiere per il suo apostolato. Quella richiesta toccò profondamente il cuore di Tecla, che subito riunì la comunità. Insieme pregarono con fervore, affidando ogni speranza nelle mani del Signore. Il tempo passava e, anche se il suo nome non apparve tra le grandi guide dei monasteri, Tecla continuava il suo lavoro con umiltà, sapendo che il vero valore di una vita non è sempre scritto sui libri, ma nei cuori di chi ha amato. E Tecla aveva amato con tutto il cuore. Aveva amato Dio, aveva amato le sue consorelle, aveva amato le persone che venivano a cercare conforto. Dopo tanti anni di servizio, la vita di Tecla si spense dolcemente, come una candela che ha brillato per molto tempo, donando luce a chiunque si fosse avvicinato. Le suore piangevano la sua assenza, ma sapevano che il suo spirito continuava a vegliare su di loro. Anche la gente del villaggio sentì il vuoto lasciato da quella donna dal cuore così grande. La sua fama si diffuse e, anche dopo la sua morte, si raccontava delle sue opere di carità e della sua dolcezza. Anche se la sua abbazia andò pian piano in declino, il ricordo di Tecla rimase, come una luce che brilla nella notte. E così, nel tempo, qualcuno costruì una cappella in suo onore, in un luogo lontano, su un'isola in mezzo al fiume. La cappella resistette al vento e alla pioggia, ma un giorno anche quella cadde in rovina. Eppure
La memoria di Tecla non poté mai essere cancellata perché la sua bontà aveva lasciato un segno indelebile. Tecla vive ancora nei cuori di chi la ricorda, come una fiamma eterna che arde silenziosa, donando calore e conforto a chi ne ha bisogno. La sua vita, fatta di piccole e grandi opere, ci ricorda che non è necessario essere grandi per fare la differenza. Basta amare con tutto il cuore, ogni giorno. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.